Parlare di mafia in Veneto è un argomento scomodo, ma purtroppo è un argomento di assoluta attualità. Le indagini demoscopiche e i sondaggi recentemente condotti ci dicono che in Veneto c'è ancora una scarsa percezione del fenomeno, però purtroppo i fatti, le azioni di polizia contro la criminalità organizzata, la catena degli incendi nelle aziende che trattano rifiuti, ci dicono che purtroppo la criminalità organizzata è presente. Che poi si tratti di mafia, di 'ndrangheta o di altre forme, poco importa. Il problema è che la criminalità organizzata in Veneto ha trovato spazio, anche perché chiaramente, essendo una zona dove l'economia è sempre stata piuttosto florida, la mafia va dove c'è il denaro, come diceva tanti anni fa Giovanni Falcone. Sicuramente in Veneto uno dei settori, ma non solo in Veneto, in tutta Italia, uno dei settori più esposti è il settore dei rifiuti, del trattamento rifiuti. Purtroppo abbiamo visto, le cronache ci hanno raccontato della Terra dei Fuochi, ci hanno raccontato di tanti altri fenomeni particolarmente odiosi, perché poi si tratta di rovinare il territorio su cui vivi per una questione di soldi. Disgraziatamente questo è uno dei settori, sicuramente. Un altro dei settori è l'attività che le varie mafie, le varie criminalità organizzate conducono per riciclare il denaro che proviene dalle attività illecite. Ecco, anche lì, pur essendo vero che ormai hanno diversificato i modi e i tempi, è vero che la polizia locale può dare un grosso contributo perché ancora una grossa fetta di questa attività di riciclaggio avviene attraverso attività di vendita al minuto, di contatto con il pubblico. La formazione sia nei confronti dei componenti della polizia locale sia nei confronti degli amministratori pubblici, inteso in senso lato, dai politici ai dirigenti, ai funzionari, è fondamentale proprio perché la criminalità organizzata è un fenomeno in continua evoluzione. La legislazione non è semplice, bisogna conoscere bene la legislazione e bisogna restare aggiornati su quali sono i nuovi metodi operativi, proprio per poterli prevenire, per poterli combattere.